Sono Francesco Roendi, ospedaletto, referente del Comitato contro i disagi della Veronesi Mangimi. Ecco, io rimango basito di fronte a questa idea di continuare senza farci scrupoli per il territorio e per i cittadini, che parliamo di inquinamento ambientale e salute pubblica, di questo progetto che hanno cercato di portare nella bassa padovana di un grande inceneritore di bollina ancora 9 anni fa. Infatti, se vedete queste magliette candidato al cancro e vogliamo l'indagine epidemiologica, riguarda le tante battaglie che abbiamo fatto nel territorio della bassa padovana. Lì alle spalle di tutto c'è il primo agroalimentare d'Europa, che è la Veronesi Mangimi, assieme a tutti quanti i suoi marchi. E guardando a memoria parliamo di un'azienda che ha un fatturato di 2.800 milioni di euro l'anno. Il gruppo Veronesi ha anche AIA, Montorsi, Budi, Tigro Parmigiano, Sant'Anieri, insomma ha un po' il monopolio su tutto. Questi signori volevano fare 9 anni fa all'ospedaletto, poi a est, poi nella zona di confine all'ospedaletto a est, dopo si sono spostati in altri paesini lì vicini, dove li abbiamo contrastati in tutti quanti i modi, con manifestazioni, conferenze stampe ogni fine settimana per mesi. Ci hanno anche minacciati di querele, insomma di tutto, di più, però noi siamo andati avanti per la nostra strada. Volevano fare un impianto, un inceneritore da 30 milioni di euro e parliamo nel 2006 ancora, no? Però è una cosa veramente intollerabile perché non c'è la sostenibilità. Noi viviamo già in un territorio altamente compromesso. Nella nostra zona, nel raggio di 7 km, ci sono 3 cementerie, adesso 2 sono in stand-by. Però oltre a quelle alle 3 cementerie ci sono 2 discariche, una è tattica regionale che è la GEA, l'altra è la Sesa di Este. Abbiamo uno dei più grossi mangimifici sempre della Veronesi, all'ospedaletto, e purtroppo per la quotidianità siamo costretti ad affrontare e subire i grandi disagi perché abbiamo odori di tutti i tipi, ci sono polveri, c'è l'inquinamento delle proprietà demaniali, ci sono rumori che hanno picchi che superano i 110 decibel e confinano solo in centro abitato in mezzo a 2 aree residenziali. Noi abbiamo provato in tutti quanti i modi di cambiare questa triste realtà, però ci scontriamo molto spesso con enti che non funzionano, che sono ingessati. Questi enti molte volte sono alla bocca dei sindaci, no? Ma tanto c'è ARPAV che sorveglia sulla salute dei cittadini. Beh signori, non crediamo a queste balle qua, perché poi alla fine non è così. Questi sono enti politicizzati al massimo e alla fine non possiamo credere che cittadini che ci mettono tempo e un sacco di soldi per fare analisi, carotaggi di terreni, acque di superficie, acque di falda e la qualità pessima dell'aria, ci siano dati che superano di 27 volte i limiti massimi consentiti per legge e ARPAV ci dica che è tutto bene e che addirittura l'acqua di falda la possiamo bere. Sicché io penso che è ora di finirla con questa storia qua e queste realtà le dobbiamo bloccare prima che questi incomincino a scavare le fondamenta, ma molto prima, perché si devono mettere in testa che non siamo più disposti ad accettare queste situazioni e che è ora di finirla, di tutelare, per l'alta politica parlo questo, visto che c'erano anche dei politici di qualsiasi corrente siano, di tutelare le grosse industrie a scapito dell'inquinamento ambientale correlato con la salute pubblica dei cittadini. Grazie.